me ne frega niente, io pubblico il post per come voglio pubblicarlo, perché so che ti devo raccontare quella determinata storia o ti devo spiegare quella parola. Agli eventi non ci potevo andare perché non è che dici prendi l'aereo ogni volta e scendi per partecipare, devi fare una selezione, quindi selezionavo le cose per cui valeva la pena prendere permessi dal lavoro. Se perdessi tutto domani, da dove ripartiresti? Per me non funziona totalmente fare quei video tipo ma ci puoi credere che ma lo sapevi che Allora, guarda Timon che si sta infilando dentro il marsupio. Per gli amici di 4Talks, Timon è il gatto di Giacomo, che oggi sarà alla regia di questa puntata. hai visto? Ha fatto carriera Timon. Vabbè, lui sta analizzando che non siamo narcotrafficanti, no? No, lui ha questo compito preciso, se l'è preso lui questo ruolo ed è quello di controllare qualsiasi cosa entri in casa, che siano le borse della spesa, pacchi che arrivano dai corrieri, gente che appoggia lo zainetto, lui deve controllare tutto. Bravo Esatto. Timon. Abbiamo un agente dell'antidroga, proprio bravissimo Timon. Piccolo spoiler, fra un po' ci dice Giacomo che sarà qui sul palco. Sì, Al centro assolutamente. dell'attenzione. Assolutamente, secondo me sì. Fantastico. Allora Giacomo, vuoi presentarti tu ai nostri ospiti? Certo. Ai nostri spettatori. Scusami, Certo. tu sei il nostro ospite. Io sono Giacomo Moceri, sono originario di Castelvetrano, ho vissuto per 11 anni fuori dalla Sicilia, poi mi sono trasferito a Mazzara del Vallo, adesso vivo a Castellammare del Golfo, quindi come dico sempre non sono un albero, non ho radici, ho bisogno ogni tot di cambiare aria. Ora Castellammare penso sia abbastanza definitiva come situazione. È bellissima, oltretutto. Assolutamente. È bellissima oltretutto. Ma E sono il founder, copywriter, a me piace sempre scherzare su questa cosa. Sì. Sono copywriter, fotografo, ideatore dei contenuti, responsabile del magazzino, gestione degli ordini, tutto quello che c'è dietro Sicilian Sales. Dunque, Bene. praticamente se volete conoscere tutte le figure di Sicilian Says, Ecco. sono qua. Tu sai che a parte lo scherzo ogni tanto capita, perché quello che c'è quello che si vede da fuori è un progetto ben strutturato, perché sono tante anime, c'è appunto la parte dei contenuti, ci sono poi le collaborazioni, poi c'è lo shop e quindi capita ogni tanto di ricevere o nei messaggi privati o per email richieste del tipo vorrei parlare con il responsabile marketing, vorrei parlare con l'ufficio stampa, vorrei parlare con chi segue la logistica, perché a volte Certo. vogliono propormi anche, non so, un contratto con il spedizioniere per avere prezzi più vantaggiosi. Certo. E io dico sempre sì, può contattare Giacomo Maceri, questa è la sua mail, questo è il suo numero, e la mail è sempre la stessa, il mail è sempre lo stesso, Giacomo Maceri sono sempre io. E lo mando io, certo. Assolutamente. Ecco. No, è bellissima questa cosa. Ma Giacomo, ci Bellissimo. dicevi che tu sei stato per anni fuori, no? Cioè, Sì, io dove a sei 18, stato? a 18 anni, finito il liceo classico, ho detto e adesso devo andare fuori. Non perché non credevo magari che Palermo potesse essere una scelta sbagliata, ma perché proprio avevo bisogno di creare un distacco. Figlio unico, sempre molto, non dico coccolato, però comunque sono cresciuto in un determinato modo. Sapevo che avevo bisogno di una rottura, Sì. dovevo andarmene fuori, anche semplicemente per mettere una pentola sopra il fuoco, perché a casa io non facevo nulla, ma non perché non volessi farlo, semplicemente perché non ero abituato a farlo. Non nemmeno te lo permettevano, tra virgolette. E nemmeno me lo cioè, permettevano, dunque- evidentemente. E io, infatti, la prima volta che ho cucinato un piatto di pasta è stata nella casa a Parma. Cioè, proprio la prima esperienza da cuoco di E Giacomo. mi sono trasferito appunto a Parma, ma è stata una scelta totalmente casuale. Sì. E la casualità è una cosa che ricorre sempre spesso nella mia vita. Praticamente io sapevo solo di non voler andare a studiare a Palermo, perché quando tu sei di questa zona, di Castelvetrano, Campobello, Palermo è il punto di porto più vicino. riferimento. Tu
non te ne vai a studiare a Catania, piuttosto te ne vai fuori. Cioè Ok. a meno che non vuoi fare, non so, c'è chi fa scienze psicologiche, là c'è Unicore a Enna, ed è Certo, una via di certo. mezzo. Però o Palermo o fuori, queste sono le due strade. Io sapevo solo di non voler restare in Sicilia, ma non sapevo dove andare a Sì, studiare. C'era il pallino dell'archeologia, però non sapevo minimamente dove poter certo. andare a studiare. Amici miei dicevano: noi proviamo scienze infermieristiche, medicina, professioni sanitarie a Parma. Tu cosa fai in quella situazione? Io vado sul sito dell'Università di Parma, vedo che facoltà ci sono, trovo beni artistici e dello spettacolo. Ho detto, Che ma era sai che quella più... bello, perché c'è. Io ho fatto il classico, ho sempre Sì. amato l'arte, volevo fare archeologia, ma non mi sono discostato troppo perché ho detto storia dell'arte, storia della fotografia, teatro, cinema. Ho detto, bellissimo, era accesso libero, mi sono immatricolato. I miei amici salgono per fare i test, io Sì. li raggiungo perché dovevamo prenderci casa insieme. Mentre eravamo lì, che avevamo già trovato casa, arriva l'esito, non sono entrati. I tuoi amici. E se ne sono tornati giù. E io sono rimasto a Parma. Cioè, fantastico. Siete partiti in 5. No, in tre, siamo In partiti in 3. tre. E sono rimasto io, che mi sono dovuto andare a cercare un'altra casa perché quella non potevo prendere da solo. E questa è stata la scelta più casuale Della tua della vita. mia vita. E lo rifaresti? Sì, a voglia. Da Parma, tra l'altro, me ne sono andato solo perché finita la triennale non avevo sbocchi dal punto di vista della magistrale, cioè non c'era nulla di stimolante, ma io a Parma ci stavo veramente bene. Sì. E allora ho Forse scelto è bene. anche, diciamo, No, è bella come città bellissima. Sì. Allora, universitaria. adesso so che da alcuni contatti che mi sono rimasti che ha avuto la città sta vivendo un po'. Eccolo. Ecco il nostro timone. Questo- Sapevamo della tua interruzione. Vieni qua. Dai, ci vediamo dopo. Probabilmente pure di presentarlo, però si è presentato da solo. Avevo detto. Spoiler. Avevamo detto. Questa non la tagliamo. Lo conosco bene. A Parma ci sono stato veramente bene. Adesso so che la città è un po' in declino, magari alcune zone del centro storico. Però io me ne sono andato solo per esigenza, non per volontà. Allora da lì sono approdato in Laguna, a Venezia, dove ho fatto la magistrale, ho lavorato per 2 anni e poi a un certo punto ho detto, sai cosa c'è? Basta, me ne torno a casa. Tutto questo però grazie a Sicilian Says. Ah, perfetto. Ok, quindi cioè, non c'era un motivo particolare per la quale te ne volevi scendere di nuovo qui, oppure perché ti mancava la tua terra? No, il motivo c'era, e occhio ragazzi, qua stacchiamo perché sta entrando dove avete le tazze. Scusami. Queste dovevamo metterle. E ci siamo pure dimenticati a metterle. Vabbè, ormai le lasciamo fuori. Sì, sì. Mettile sotto il giubbotto, ma esatto. Riparti con la domanda, casomai. Crasticeddo che non sei altro. Però tipo, lui ha fatto vedere le tazze a terra e noi ci siamo guardati e dire, minchia, le tazze. Bravo! Vabbè, è che cominciamo sempre così, molto sciolti, Sì, no? sì, sì, e quindi poi ti dimentichi. Sì. Stavo dicendo, Che non c'era un motivo particolare? c'era un motivo particolare per il quale sei sceso qui in Sicilia? Perché eri attaccato Sì, alla certo. tua No, terra? allora, come ti dicevo, con la stessa consapevolezza con cui sapevo che era giunto il momento di andarmene, quando avevo 18 anni, sono arrivato alla maturazione e alla convinzione che era giunto il momento invece di ritornare a casa. Ok. Ma senza Sicilian Says, probabilmente questa convinzione non ci sarebbe stata. Cioè io sapevo di dover lasciare Venezia perché mi aveva stancato come città. E parliamo Io ho vissuto durante il Covid a Venezia, quindi ho visto una Venezia prima, una Venezia durante e una Venezia dopo il Covid. Sì. E dopo il Covid era diventata peggio di prima. E dal punto di vista dei flussi turistici, io dovevo andare a prendere il vaporetto una corsa prima rispetto a quella che mi serviva per andare al lavoro, perché se la perdevo almeno sapevo di prendere quello giusto, Ah, ok, anziché ok. prendere quello in ritardo. Sì, 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 sì. E questa cosa stava cominciando a causarmi uno stress allucinante. E in più la vita ha raggiunto livelli elevatissimi dal punto di vista del costo e mi sono detto, ma io qua sto sopravvivendo, perché con uno stipendio base, se andavamo un sabato sera a mangiarci la pizza, poi io per gli altri 3 del mese me ne stavo a casa. Ho detto, ma se devo fare sta vita di stenti, di sacrifici, di rinunce, io preferisco farla a casa mia piuttosto che
a Venezia, perché che senso ha stare nella città più bella d'Italia, una delle più belle del mondo, ma vivendo in queste condizioni? Certo, assolutamente. Avevo nelle mani qualcosa che mi poteva permettere di fare un salto nel vuoto ma col paracadute e ho deciso di tornare in Sicilia. Ma penso che... senza Sicilian Sails probabilmente sarei tornato o a Parma o avrei cambiato città. Non sarei tornato in Sicilia. Il discorso del tornare in Sicilia è stato perché avevo da 2 anni a che fare quotidianamente con la creazione dei contenuti, con il mantenermi aggiornato su quello che succedeva, creare sempre i post, cosa che prima non facevo, quindi la Sicilia era anzi per me più lontano ci stavo meglio era, non ero come quelli che alla prima occasione facevano il biglietto e scendevano. Io magari scendevo a Natale, Pasqua saltavo, scendevo d'estate. Limitavo il meno possibile il ritorno proprio perché avevo questa consapevolezza che solo standoci lontano potevo crearmi la mia vita. Ma non per una questione di rigetto o di repulsione, semplicemente perché quando tornavo a casa tornavo ad essere il Giacomo del liceo, per cui c'era la mattina la colazione pronta, il pranzo che si preparava da solo, e questa cosa mi creava fastidio. Eri in una situazione in cui volevi anche tu la tua autonomia. La mia autonomia, la mia la tua indipendenza, vita, quindi il tuo- non era perché no, non era un motivo di rigetto, no, non ci voglio tornare, perché figurati se non mi piaceva tornare. Però sapevo che dovevo, per poter mantenere costante il mio percorso di crescita, avevo bisogno di mantenerlo il più costante possibile, cioè non dovevo spezzarlo tornando tutte le volte. Poi a un certo punto ho detto no, basta, adesso invece si torna a casa. E così è stato nel 2022, quindi esattamente dopo 11 anni sono tornato a vivere in Sicilia. Cioè, praticamente tu a che età sei partito, A Giacomo? 18 anni, E sei rientrato a 30. a 30, dunque praticamente 12 anni fuori, lontano da casa. Sì, in 18 cui- anni perché 19 io li compio a ottobre, quindi Sì, vabbè, da 19 a 30 esatto. sono 11 anni, sì. Vabbè, comunque dico, hai fatto questa tua esperienza, penso che ti sia anche servito, diciamo, Ah, fare voglia. quell'esperienza. E come hai Certo. detto tu, mi dava anche lo stimolo per continuare Sicilian Says, no? Sì, 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 perché comunque la Sicilian Says è nata nel 2019, marzo Ora 2019. ci arriviamo un po' alla storia Marzo di Sicilian Says. 2019. Nel 2022 erano già 3 anni di attività ed era come se io stesso avessi la percezione di qualcosa che aveva ancora potenziale di crescita, ma non cresceva perché mi invitavano agli eventi, non ci potevo andare perché non è che dici prendi l'aereo ogni volta e scendi per partecipare, devi fare una selezione, quindi selezionavo le cose per cui valeva la pena prendere permessi dal lavoro, l'aereo, scendere, partecipare all'evento, ritornare. Materialmente io da fotografo e da creatore di contenuti soffrivo perché non potevo fisicamente creare contenuti, dovevo rivolgermi ai repost, utilizzare contenuti di altri e questa cosa mi dava fastidio. Io volevo pubblicare le mie cose, non utilizzare i contenuti degli altri. E quindi ho detto, qua mi sa che scendendo in Sicilia posso dare nuova linfa a questo progetto. E così è stato, perché poi la stragrande maggioranza delle collaborazioni grosse che ho avuto sono state esattamente nel momento in cui ho messo piede in Sicilia. A giugno mi sono trasferito, da settembre fino a gennaio dell'anno dopo c'è stato veramente... Come riuscivi ad avere anche più controllo da questo punto di vista? Riuscivi a operare sul posto direttamente? Sì, tu? certo. Metterci la faccia anche perché eri tu a spiegare il valore del progetto in cui credevi, no? Che penso che comunque crederci è stato fondamentale, no? Sì, E la cosa assolutamente. proprio straordinaria per cui comunque ci ha dato appunto la spinta per contattarti e sentirci è stata proprio quella, no? Cioè riuscire dal dialetto siciliano, dunque Sicilian Says nasce penso da quello, Sì. a creare una community e a creare appunto un lavoro, perché poi diventa un lavoro a tutti gli effetti quando poi inizi a impegnarti, diciamo, nel portare avanti tutti questi contenuti. E insomma, ora la domanda fatidica è quella, no? Come è nato Sicilian Says e qual è la storia? Però soprattutto vorrei anche tipo una spiegazione tua di quello che è il progetto, cioè il significato vero che ha per te.
La Sicilian Says per me infatti ha come payoff, se non sai come dirlo, dillo in siciliano. Sì. E ci sono delle cose che possiamo dire solo in siciliano, non si possono tradurre. Ed è la contraddizione di fondo, perché io traduco il siciliano. Sì. È vero. Io traduco il siciliano in inglese, ma con la consapevolezza che certe cose non si possono tradurre. Non le puoi spiegare, cioè devi Sì, spiegarle... esatto, non le puoi spiegare né tantomeno tradurre. Però nella traduzione non c'è tanto una voglia di tradire il significato della lingua, ma quello di renderlo accessibile. Cioè io Ok. cerco di spiegarlo a chi non è siciliano e ha magari una passione particolare per la Certo. Sicilia, a chi è un siciliano di seconda o terza generazione, quindi figlio di siciliani immigrati, nipote di nonni emigrati, o anche banalmente per scherzarci sopra, perché quando Camorria diventa annoyance ti fai ti fai- Certo. ti fai una Ti fai una risata. risata. Non era concordata, quindi mi fa capire che è vero. Camorria. E, e il progetto è nato nel marzo 2019. Scusate, è rimasto chiuso nell'armadio, si è chiuso dentro l'armadio. Fantastico. Non ti preoccupare. Fantastico questa cosa. Si è chiuso dentro l'armadio, lo lascio aperto. Ma come fa? Ha aperto l'armadio, c'è entrato e si è chiuso là, quindi non poteva più uscire. Manco un bambino praticamente riesce a fare queste cose. Allora, Sicilian 6 è nato nel... lo ripeto perché è brutto l'attacco, così puoi tagliare. Sì. Sicilian 6 è nato nel marzo 2019, fondamentalmente in un periodo di totale noia. Perché come ti dicevo prima nel backstage, fuori Fuori onda, io mi sono laureato a marzo 2019 e la tesi l'ho caricata a febbraio e la discussione era programmata per il 27 marzo. Mhm. Veramente tantissimo tempo, io non sapevo più, dopo che hai finito la tesi, che per mesi ti sei dedicato a quello, nel momento in cui la consegni non sai più come impegnare le tue giornate. Cioè, non è cosa fare, no? E mi ritrovavo a tampasiare casa a casa. Voi tampasiare lo conoscete? Sì, certo. sì. Ok. Tradotto. Andatelo a cercare sulla pagina. Girovagare Sicilian senza una meta, entrare in una stanza, Sì, sì, uscire, aprire il frigorifero solo per vedere cosa c'è dentro e chiuderlo. Così, io trascorrevo le mie giornate così, in questo Sì. modo. Che sta facendo? È un grande. Vabbè, sì, non ti preoccupare. Passa le tue giornate in questo modo. Io Tampasiare a casa. trascorrevo le mie giornate in questo modo, tampasiano casa a casa. E proprio in quei giorni avevo conosciuto tramite Instagram la pagina Sardinian Says, che era una sorta di copia sarda di Rome is More. Mhm. Quindi io non ho inventato nulla con Sicilian Says, ho Ok. solo adattato un format che esisteva, Sì. chiedendo alle autrici delle rispettive pagine il permesso di poter fare qualcosa di simile per la Sicilia. La risposta con tanto entusiasmo è stata di sì, perché sarebbe bello poi avere ogni regione la propria Sì, declinazione. praticamente sei stato il secondo dopo Sono stato Sardinian il Says. terzo, esatto, Rome is More, Sardinian Says, Sicilian Says. Dopo Sicilian Says sono esplose poi tutte le altre regioni. Sì. Che la Sicilia ha sempre questo effetto trainante che fino a quel Effetto momento non forte. toccava nessuno la traduzione del dialetto del parlato locale. Dopo Sicilian Says, visto che ci sono siciliani dappertutto, tutti hanno cominciato a vedere E i post di condividere. Sicilian Says e quindi facciamo Emilians, Piedmont Says, Calabrian Says ed è stato bello anche, Certo. considera che in una giornata dei dialetti c'è stata una redazione che ci ha contattato tutti noi creator delle varie pagine, ha fatto un'intervista globale, è stata Bello. Bello, una bellissimo. bella cosa. Però è nato per gioco, cioè per rispondere a quel bisogno Di non fare niente. di fare qualcosa mentre non facevo niente. Così pubblicato il primo contenuto, la pagina aveva sì e no un centinaio di follower perché erano tutti gli amici, che sai quando ti creavi il profilo Sì.
arrivava una notifica a chi ti seguiva perché Sì, riconosceva lo stesso dispositivo. Giacomo Click è presente anche come Cecilia Ace, quindi arrivavano Certo, notifiche. certo. i segui degli amici. Ho pubblicato il primo contenuto, che è stato appunto Tampasiare, e il contenuto ha fatto 700 like. Cioè, perché Io comunque... che masticavo social perché facevo parte della redazione web del Carnevale di Venezia, Ok. facevo radio, sapevo quanto era difficile per un profilo Mhm. nuovo arrivare già a 10. Qua parlavamo di 700 like, ho detto, ma qua stai a vedere che la cosa funziona. E così infatti nel Certo. primo mese di attività, pubblicando ogni Sì. giorno, sempre con costanza, la pagina è arrivata a 10.000 follower In un mese. in un mese. Assurdo. Fantastico. E io mi sono ritrovato catapultato dentro questa cosa senza nemmeno avere idea. Cioè, non è che io Tu ho non creato non l'avevi studiato né No, programmato? io non ho creato un progetto a monte, ho studiato la strategia e ho pubblicato. Io ho pubblicato il primo contenuto e il progetto mi è arrivato da solo. Cioè, dice, tu hai provato, Sì. è andata e poi da lì penso che Poi ti da sia... lì mi sono inventato il payoff, mi sono inventato la strategia, mi sono inventato tutto il resto. Certo, Era puro gioco, svago. ok. Cioè, il discorso, la cosa bella comunque che è il messaggio. Tu inizia, Sì, e poi poi come bene si conta. Come bene seconda. come bene seconda sarà il titolo della puntata. Però tu inizia, poi vedi quello che raggiungi e il tuo progetto può prendere una via, può esplodere in un modo, può avere un'altra vero, strada, no? Infatti quello che mi sento di dire è che spesso abbiamo un sacco di progetti chiusi dentro i cassetti per la smania di avere tutto perfetto, Programmato. tutto programmato, tutto con tutte le check pinnate. E invece l'importante è fare. Sì. Poi, se si sbaglia qualcosa è perché mangia fa modiche. Tornando ai Bellissimo, post. bellissimo. Io mi sto ricreando per Renzo Giuliano. Mangia fa modiche, che sia, cioè che chi fa qualcosa lascia delle tracce, ma perché è inevitabile che mangiando ti caschino delle Certo. briciole di pane a terra. Certo. E quindi fai. Intanto Se hai fai. un'idea, realizzala e poi si vede. Giacomo, allora tu hai detto che hai iniziato in quel periodo che eri a Venezia, Sì. giusto? Stavi finendo la magistrale. Sì. Poi sei rimasto 2 anni, dicevi poco fa, no? Giusto, ho capito Esatto. bene. Sei rimasto 2 anni. In questi 2 anni di contenuti, cioè come lo programmavi? No, totalmente a caso. Cioè, Io mi aspettavo un'altra risposta, invece... totalmente a caso, nel Cioè, nel senso, senso, è bello pure capire il nel come. senso, io sono partito avendo un background di frasi che mi accompagnavano durante la mia vita e quindi Sì. sono partito da quello. Poi ho cominciato ad aprirmi ai suggerimenti perché capivo che c'era bisogno anche di declinare il siciliano secondo le altre Sì. parlate locali. Ok. Perché era una critica che è stata fatta subito ed è giustissima e legittima. In che Che era senso? quella che io uscivo come Sicilian Says, ma i miei post erano trapanesi. Ok. Quindi non puoi chiamarti Sicilian Says se tutte le cose che pubblichi sono del dialetto trapanese. Ed è giusto, E ed poi è vero. descriviamo pure questa cosa che è un detto magari nel trapanese, nel ragusano ha un altro O significato. non esiste, O non esiste. Sì, è o ha così, un è altro normale. significato, o si scrive diversamente. Sono tante le Sì. le Le declinazioni. sfaccettature. Allora io lì per superare questo scoglio, questa difficoltà, mi sono aperto ai contributor, quelli che chiamavo in questo modo. Ah. Cioè ho chiesto tramite le storie, ho chiesto aiuto da una persona per provincia, cioè una persona che ha voglia di affiancarmi per un periodo fino a quando lo riterrò opportuno, così in maniera totalmente gratuita, perché gratuito era quello che facevo pure io, Certo. e di darmi suggerimenti. E così è stato. Sono riuscito a trovare una persona per ogni provincia. Abbiamo creato un gruppo su WhatsApp. Quando io dovevo pubblicare un contenuto, prima lo mandavo a loro chiedendo se c'erano o Certo. variazioni significative, in modo tale magari da fare un carosello con le diverse trascrizioni,
o se c'era un modo completamente diverso di dirlo, o se avevano voglia di suggerirmi qualcosa di tipico loro. Ok. E così ho conosciuto un sacco di espressioni, parole, proverbi di cui non sapevo l'esistenza. Cioè, fantastico. E questo è stato anche il bello, perché io grazie Simone, cosa fai? Il sportello vuoi aperto, lo vuoi chiuso? Facciamo una cosa, sotto il letto. Fantastico. La Cioè, cosa- che hai conosciuto tante... La cosa per me più bella Mhm. che mi è arrivata da Sicilian Says è stata la vera conoscenza della lingua siciliana. Ok. Perché spesso, infatti, si commentano i post quando tu in maniera distratta dici: ma questa cosa non esiste, te la sei inventata tu. Perché tu magari nasci, cresci in un paesino Sì. senza avere contatti con l'esterno, quindi non hai fatto magari il background di chi ha vissuto fuori, ha girato, Ok. è tornato, o anche semplicemente si è mosso all'interno della stessa Sicilia. Se tu nasci e cresci in un contesto in cui quello che per te esiste è limitato ai confini del tuo paese, è ovvio che poi una parola che viene da fuori tu dici: ma io non l'ho mai sentita. Ma Se non l'ho certo, sentita io non esiste. Esatto. è Non è che, normalissimo. non è che dici: ah, forse c'è qualcos'altro fuori dal Certo, mio orticello. certo. E quello che invece per me è stato bello è stato proprio questo: avere, senza dover necessariamente andare nei territori, Un supporto avere dalla una community. conoscenza della lingua, delle usanze, Certo. delle tradizioni di Hai avuto un bel supporto da parte della community, Sì, no? sì, sì, assolutamente. Cioè, dunque devi dire anche che le persone che ti seguivano si sono comunque riconosciute nel progetto. Assolutamente sì, e anzi, proprio perché io stavo fuori, andavo a pubblicare, non so, la domenica il contenuto sul pranzo a casa della nonna Mhm. e lì via di condivisioni, commenti, tag agli cugini, agli amici. Certo, Poi mi Certo, scrivevano tutta in una privato conseguenza. dicendomi: non so come fai, ma riesci benissimo a esprimere il mood di me che sono un fuorisede. E io rispondevo: sì, perché sono un fuorisede pure io, so bene cosa si prova quando tu la domenica ti stai facendo il tuo pranzo triste e pensi: ah, quanto era bello quando c'era la pasta con la tassa di polpette che faceva mia nonna. No, No, perché ma io tipo una cosa, ad esempio Giacomo, è una cosa che ammiro in quello che hai fatto tu, è che magari non so, il napoletano o altri dialetti stavamo dicendo la romano, stessa cosa. ci leggiamo nel pensiero, me lo Sì, 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 ricordo. stavo Vabbè, dicendo la stessa stavamo cosa. insieme questo. Cioè, dico, questi dialetti, no? Anche comunque gli accenti. È Sono degli accenti che comunque in Italia tu senti parlare, magari ti fa pure piacere magari sentirli parlare. Mentre il siciliano c'è sempre stata un po' questa cosa di nasconderlo, A voglia. giusto? È Cioè c'è vero, sempre stata è un po' questa cosa di verissima questa nasconderlo. cosa. Quando in realtà abbiamo una lingua che è l'italiano comune, però anche noi siciliani abbiamo una nostra È dialettica, da un nostro dirlo, il accento. Se siciliano tu- è una lingua. Sì, 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 no, Diciamolo qua, Siciliano quindi non è un dialetto il siciliano. È una lingua. è difficile, perché anch'io sono d'accordo, però c'è chi dice il dialetto, chi dice la lingua, che i dialetti sono le varianti locali. Boh, Sì, ma dico, io non so se lingua è dialetto, tralasciando diciamo questo l'importante è dibattito, parlarlo. però cioè, il No, fatto no, io di sono portarlo d'accordo avanti, perché se va in TV l'attore che comincia a dire dai, 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 è un figo clamoroso. Uè, 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 napoletano come dici tu, sì, siamo tutti sì. contenti perché è folklore. Se uno parla in siciliano, magari in diretta TV, ma non che ignorante quello, Sì, è vero, che rozzo. È vera Perché? questa cosa, ma secondo me Perché? è da parte nostra i primi che un po' lo Noi siamo nascondiamo, lo cresciuti, attenuiamo io e lo so comunque perché. anche tipo, sai, un personaggio famoso che si fa da portavoce Sì. del siciliano non c'è. No, no, ma infatti c'è tanta è musica vero. che sta cominciando a emergere per fortuna Mhm. e c'è una presa di consapevolezza da parte di cantautori, Sì, musicisti dell'importanza di portare avanti la propria lingua, le proprie tradizioni, però noi siamo cresciuti e siamo stati educati
con il pregiudizio e lo stereotipo che parlare siciliano è sinonimo di ignoranza. Mhm. Tranne a dire i È cristiani quando fila a parlare in italiano, quindi finché sei a casa e in famiglia è tollerato, ma se sei a scuola, fuori con gli amici, devi parlare in italiano. È vero, è Se verissimo. parli siciliano sei ignorante, sei grezzo, sei rozzo, dai Sì. l'idea di essere poco istruito. E infatti questo dico, cioè E Giacomo il tu... controsenso, il cortocircuito invece è che c'è più Sì. cultura nel siciliano, in quelle parole, in determinate parole che derivano dalle varie lingue, Mhm. che sono parlate dalle popolazioni che hanno dominato e controllato la Sicilia, che magari nell'italiano. Sì. Perché nella stratificazione linguistica che c'è, tante parole sono arabe, sono francesi, derivano dal greco, dal latino. Ci vuole una certa conoscenza per saperlo, Certo, quindi non è Mhm. vero che chi parla il siciliano è è ignorante. ignorante, anzi, cioè tu lo Certo. sapevi che l'istigliola Mhm. derivano dalla parola extiliola, che sarebbe il latino dell'intestino, cioè Ah l'intestino, sì? gli organi interni, in latino Sì, antico, al tempo dei romani, si diceva extiliola, in esatto. siciliano istigliola. Cosa che realmente magari il 99% delle persone non sa. Mm. Però, vedi, Giacomo, cioè il punto, il mio dibattito è quello. Cioè, perché nasconderlo quando una persona comune, tu, studente di laureando, si è creato un lavoro da questo? No, ma infatti io Cioè, sono, da questo punto di vista sono contento perché allora, non mi piace dire che è grazie al successo di Sicilian Says perché la correlazione potrebbe essere mhm, totalmente casuale, Mhm. però io ci faccio caso a queste cose. Io quando ero piccolino e andavo, è una cosa che dico sempre nelle varie ok, interviste, quando io andavo in pizzeria con mamma e papà, con gli amici dei miei genitori, in famiglia, c'erano i nomi delle pizzerie, erano generici, standard, uguali per tutti. sì, Non so, le Chat Noir, avevano tutti nomi esterofili oppure italiani, la Lanterna, il caminetto, la Perla, Sì, 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 sì. avevano tutti questi nomi generici, vaghi. Ora invece quando uno deve aprire un'attività ed è in Sicilia, il nome glielo dà in siciliano. certo. Io ci ho fatto caso a questa cosa. Sì, Io quando ora che ero, mi stai dicendo qualcosina l'ho notata quando anch'io. andavo al liceo o all'università, prima di università, io non mi ricordo di campagne pubblicitarie in TV fatte in siciliano o di, non so, Dolce e Gabbana che fanno lo shooting alla Valle dei Templi o... Sì, c'era l'idea di dare la sicilianità, però era sempre un po' velata. Sì. Ma anche le stesse aziende, non so, La Verna, Birra Messina, ora non so se si può parlare di brand, ma Sì, penso sì, di sì. sì, Sì, sì. eh, vanno a gamba tesa sulla lingua siciliana Mhm. e tu in TV vedi poi Che la c'è scelta degli comunque attori che non sono siciliani, per cui tanto chi discutibile, sta si però chiama Malaviglia, che si piglia e si scompiglia, che non è detto che non si può sentire, però io noto questa cosa, cioè c'è una presa di coscienza da parte delle aziende È dell'importanza vero. di lavorare anche dal punto di vista del marketing sulla sì, propria identità. certo. Ma secondo me era doveroso farlo, cioè siamo arrivati in un momento in cui si doveva fare. Cioè Non passi da una è... trattoria che si chiama la Tana del Lupo a un'altra che si chiama Mangia Vive e Futtitinni. Esatto. Ed è concreta questa cosa. Cioè, io lo so per certo. Perché comunque... Perché ci faccio caso. Però Quando cammino per le città le leggo le insegne dei cioè, ristoranti. scusatemi l'ignoranza, no? Magari, però se ci fate caso, se uno ha una trattoria e vuole, diciamo, esprimere la tradizione, tu devi mettere un nome che sia, diciamo, Certo, deve tuo, sapere della di tua casa. tradizione. Non può chiamarsi in maniera generica la Tana dell'Orso. E credimi che io me la ricordo. Ce n'erano veramente tante di ristoranti o pizzerie che si chiamano in questo modo che non sa né di carne né di pesce. Poi, Giacomo, una cosa che vorrei chiederti, c'è stato un momento in cui tu hai detto,
questo progetto ha un potenziale Mhm, di lavorativo, nel Sì. senso che sarà il mio lavoro. mhm. Come io voglio sapere il tuo ragionamento in quel momento. Il ragionamento è stato semplice, cioè io lavoravo con orario da ufficio, quindi 9, 13, 14, 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e per poter dedicare del tempo a Sicilian Says dovevo sacrificare il sabato e la domenica, Sì. quindi io lavoravo 7 giorni su 7. Mhm. E questo significava non avere più tempo per fare una passeggiata, Tempo libero. uscire, sì, dedicarmi ad altri hobby. Perché Sicilian 6 stava crescendo, per poter continuare a crescere dovevo essere costante con la pubblicazione e quindi dovevo prepararmi i contenuti per poi pubblicarli Sì. durante la settimana. E a un certo punto, come ti dicevo prima, stipendio base, la città è cara, la vita non è più tanto soddisfacente, traffico, turismo di massa, stress. Io ho detto, ma Come ci porta? come ci porta a fare tutto questo? Ho pensato, ma se io tolgo questo lavoro che tra l'altro non è nemmeno soddisfacente dal punto di vista, perché io sono sempre stato un creativo Sì. e fare la vita in ufficio dove spesso ci andavo solo per fare determinate cose, ma Sì. poi c'erano un sacco di ore a tempi morti. Io dovevo trovarmi le cose da fare. Dicevo, ma perché? Potrei impiegare questo tempo diversamente. Mhm. E lì la risposta è stata semplice. Io avevo affidato la creazione del sito e l'e-commerce Sì. a un'agenzia di Castelvetrano, Mhm. di un mio amico, che Mentre tu eri al mentre nord. io ero a Venezia, Ok. ho fatto fare il sito a loro. Quindi io, Sì. cliente di quell'agenzia. Ma questo mio amico, tutte le volte che ci vedevamo per caso, non so, al mare o agli eventi, mi diceva, tu quando ti stanchi di stare a Venezia, basta che mi fa un colpo di telefono, il servizio PT a Celaio. E io mi sono ricordato di queste parole. A un certo punto ho detto, senti, tu mi dicevi sempre che quando mi stavi stancato di Venezia, tu mi avessi trovato un lavoro. Ma è realmente così o me lo dicevi tanto per? Mi fa, perché? Vuoi tornare in Sicilia? Ho detto sì. Mi fa, Fantastico. io lo social media manager che si licenzia, ci disse aspetta una grandicchia perché non so come sostituirti. E lì è stato veramente naturale, quindi io ho lasciato tutto il lavoro, mi sono licenziato, mi sono dimesso e ho iniziato a lavorare per questa agenzia in maniera part-time, cioè io Sì. tuttora lavoro part-time, a parte che gestisco gli orari in maniera totalmente flessibile, Ok. ma questo mi ha permesso di recuperare mezza giornata piena, cioè io mi svegliavo la mattina e mi andavo a fare la passeggiata a Mazzara, a lungomare, mi prendevo il caffè, ascoltavo quello che dicevano le persone, era Che era tutta ispirazione. ispirazione. Vedi, era ispirazione per i tuoi contenuti. Andavo tornavo a casa che erano le 10, mi mettevo al computer a scrivere e poi il pomeriggio mi dedicavo ai clienti dell'agenzia e questo mi ha svoltato. Certo. Ti è venuto tutto più semplice. Certo, Tutto più semplice rispetto alla vita certo. lì sopra. Giacomo, ci parlavi prima che, non so se i nostri ascoltatori lo sanno, hai scritto un libro. Sì, Questo libro come si chiama? Ci vuoi raccontare la filosofia del libro? Come è certo. nato il libro? Il libro si chiama Amuni, Let's Go. Se non sai come dirlo, dillo in siciliano, che è il payoff Sì, il payoff che hai che dicevo inserito. prima. Allora, il libro è... Allora, premessa, a me è sempre piaciuto scrivere e man mano che il progetto prendeva piede, Mhm. pensavo tra me e me, certo sarebbe bello fare un libro, raccogliere un po' questo lavoro che sto portando avanti. Però, cioè, come devo fare? Non è che mi posso mettere a scriverlo, poi farlo leggere a qualcuno. E quindi era sempre l'idea che c'era, però mancava sempre il tempo per realizzarlo davvero. Sì. Finché un giorno ricevo una mail dall'aggiunti in cui mi si chiedeva se ero intenzionato a pensare a un progetto editoriale. L'ho letta 3 volte, l'ho fatta leggere ai miei amici perché non ci credevo. Però così è stato, abbiamo fatto una call e,
loro volevano farla in presenza, ma capisco che è un po' difficile, quindi va bene una video, sarei dovuto andare a Firenze solo per fare Sì. un incontro. Abbiamo fatto tutto da remoto e mi hanno detto, no, noi apprezziamo tantissimo il tuo lavoro e ci piacerebbe puntare sul tuo progetto, se hai qualche idea faccela presente. E io lì ho messo mano a quel pallino che avevo, Mhm. Cioè, quel progetto conservato, ho preparato una sorta di bozza, una descrizione, no? sì, sì, ho anche creato un Sì. piccolo indice di capitoli provvisori, gliel'ho Mhm. mandato, hanno detto sì, è molto bello, facci sapere se hai bisogno del ghostwriter. Ho detto, ma quale ghostwriter? Lo scrivo io il libro, perché magari uno dice, 190.000 follower, magari loro pensavano un influencer di questi che però si fa fare le cose dagli altri. Gli diamo il ghostwriter, il libro lui lo firma soltanto, e invece no, lo sono scritto io. E il libro è semplicemente Ti immagini tipo il un... ghostwriter di Bolzano? Cioè, poi... In effetti. No, quale ghostwriter? Me lo immagino Il veramente. me lo libro, il immagino. libro lo scrivo io. Funziona semplicemente aprendolo a caso. C'è un mio amico che dice è la palla 8 in formato libro, cioè la palla che la sbatti e ti esce fuori Ah, la ok, ok. frase. È Ah, una sì, cosa sì, 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 no, sì, sì. piccoli, no, magari voi siete un po' più giovani, Sì, 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 Ok, sì, sì, non sì, ce sì. la l'avete conosco. presente. È tipo la palla 8 del biliardo, quindi Sì. nera. Sì. Tu fai una domanda, la agiti e ti risponde ma vedremo, oppure non lo so, oppure sicuramente sì, decisamente no. Cioè Sì, 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 tu risposte gli facevi la standard. Tu fai la domanda. domanda, sbatti e ti spunta. Sì. Questo mio amico dice, io la mattina prendo sto libro, dico come andrà oggi, apre, fottitini, benissimo, e quindi il libro si va a fare colazione. Io ho voluto, quando mi ha detto, sai che bella sta cosa, volevo fare un contenuto per pubblicarlo su Instagram, quindi Sì. metto il treppiedi, preparo il telefono per l'inquadratura, apro il libro, pagina bianca, cioè quella tra un capitolo e l'altro, ho detto ok, questo contenuto non si deve fare. Però sì, appunto, tu apri a caso Sì, e ti sì. trovi sulla parte sinistra Mhm. il contenuto così come lo vedi su Instagram, quindi con la frase in siciliano, la traduzione Ok. inglese e il Mhm. corpo del testo in inglese, e poi sulla parte destra c'è un testo che ho scritto io in italiano dove cerco di andare dentro al vero significato di Ok. quell'espressione. E c'è pure com'è nato il Il proverbio. progetto... No, 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 Ah, la il proverbio... parola. Sì, sì, a volte sì, cioè c'è una... quando la parola lo permette, Ok. faccio anche un excursus magari sull'etimografia, Esatto. sull'etimologia, sulle varie trascrizioni che ci possono Ok, essere. ok, Tipo, ok. io lo interpreto così, però sappi che in determinate zone le puoi trovare da questo punto di vista, oppure declinato in quest'altro modo, perché ho scelto di usare il tu, nel senso che Mhm. io Ok. scrivo, io nello scrivere il libro era come se stessi parlando con l'ipotetico lettore, cioè io scrivevo e avevo dentro di me una persona davanti che mi stava ascoltando, quindi io a questa persona che non era siciliana gli andavo raccontando tutto quello che Certo, è certo, il certo. significato di quel proverbio o di Sì. quell'espressione. E quindi quando tu apri il libro, ecco, leggi e senti la mia voce possibilmente, Ok. come Ok, se io ok, stessi ok. parlando a te. Non è Fantastico. una cosa fatta in terza persona oppure impersonale, è un dialogo tra me e il lettore. Bellissimo. È tipo un Pomeriggio me lo dizionario ordino. simpatico. Sì, sì, Pomeriggio sì. me lo ordino. Pomeriggio me lo ordino. Guarda Giacomo, nella prima stagione di For Talks c'era un format, no? Avevamo preparato un format, no? E dove faceva una domanda, Riccardo faceva una Sì. domanda all'ospite. Ok, Ora sì. il nuovo format te lo spiegherà sempre Riccardo. Allora, adesso abbiamo 4 domande da Ok. appunto four question e possiamo dirlo 4 domande in Assolutamente siciliano sì, devi. Esatto. e tu pescherai 2 domande a caso tra queste 4 e leggerai la domanda e poi ovviamente darò darai una la tua risposta. risposta. Dunque sarei tu casualmente a scegliere queste due Se domande. casualmente, ma fare casualmente, perché io ti conosco stamattina e ho capito. Che già se le scelte lui le domande prima, tra quelle che... sto scherzando, prendo questa, Ok. quindi la apro e leggo. Vai, Sì, sì. le leggi ad alta voce. Se perdessi tutto domani, da dove ripartiresti? È uscita quello che volevo io. Se perdessi tutto domani. Allora, questo è cioè, non è facile rispondere a questa domanda, nel senso che
Perdere tutto significa che qualcuno entra sul mio profilo, lo cancella ed è finito tutto. Allora, io per fortuna da quando ho aperto il sito c'è anche la newsletter, quindi io comunque ho diversi canali di comunicazione Sì. con i miei utenti. E probabilmente userei questo canale per reinventare il racconto cioè il racconto della lingua siciliana. Ok. Magari ti mando, anziché pubblicare un post su Instagram, ti mando una newsletter. Però io cercherei di ripartire esattamente da dove ero rimasto. Cioè, Dal primo contenuto. sì, 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 sì. Credi, Mi credi nel piace, processo. sì, sì, mi piace pensare così, cioè ripartirei con Tampasiare e ripubblicherei come se nulla fosse Certo, successo. con tutta l'esperienza fatta in questi anni. Certo, Quanti anni con sono tu- di Sicilian Says? sono 7 anni, 7 anni di Sicilian Says. magari con la consapevolezza in più sul potenziale del progetto e non sul vabbè, pubblichiamo e poi cosa succede. Chissà succede. quanti post ho messo mi piace in tutti questi anni. Ma io Ma pure, io veramente. tutti i post credo di aver messo mi questo. piace. Qual è una cosa che ti fa dire questa non funziona, ma tutti la fanno? Allora, a me non piacciono i video. Allora, a parte che io ci sono poco, cioè la mia faccia su Sì. Instagram c'è poco. Mhm. E invece cioè, so che funziona, ma mi annoia troppo assai. Cioè, Sì. riprendermi, Ah, ok, ok, parlare. ok. Però se, ammesso che io facessi video in cui ci sono io, per me non funziona totalmente fare quei video tipo, ma ci puoi credere che, ma lo sapevi che, ma ti immagini se, cioè, sono dei ganci, io lo so perché studio, però piccione, io schippo quando, ma ci puoi credere che a Catania con 15 euro ti fa l'aperitivo? No. Con l'Honor P10 Pro. Non lo sopporto. Ma ci puoi credere che con 20 euro ti fai l'aperitivo mentre ti facciamo il tagliando alla macchina? Questo genere. Non lo sopporto. Quindi e secondo me è controproducente perché mi dà fastidio vedere. Eppure tutti lo fanno. Ecco. Comunque, morale della favola, cioè la costanza nel tempo e negli anni è quella che crea il progetto e le basi solide Sì, di una vera sì. community. Dunque, Sì. il video col gancio va bene, ma tu devi È una dare, moda. devi avere una Poi sono tua mode che base. passano. Sono mode che. Cioè, io sono. Il mio feed è antico. Perché io ho ancora tutto in ordine. Ho la scacchiera precisa. Cerco di combinare i colori. Sono cose che sui social ormai sono superate. Perché tutti i feed sono sballati. Ma io ho la mia preferenza, il mio gusto, per cui anche quando devo pubblicare le foto dei paesaggi, cerco di avere una coerenza visiva. Se pubblico una foto di mare, ci pubblico accanto il mare, non ci pubblico la montagna. Certo. E ho questa Però deformazione. Giacomo, tu all'inizio hai detto una cosa, quando ti contattano le aziende hanno un approccio professionale certo, perché tu dai un'idea di professionale. Sì, Non sì, è sì, tutto questo- penso che se fosse, diciamo, perché ormai parliamoci chiaro, il feed di Instagram è una vetrina di un negozio. Sì, Se tu avessi tutto confusionario, penso che daresti l'idea di una persona, vabbè, dici guarda, questo pubblica cose a caso, non sa quello che fa. Invece io che entro sul tuo profilo dico guarda, questa è un'organizzazione. È Sì, verissimo, sì. è vero. Cioè, assolutamente. Però dal punto di vista prettamente dell'algoritmo, dal punto di vista strategico, ormai è superata questa cosa. Sì, tu che lo studi e ci lavori. Dicono sempre togli tempo a questa cosa perché non ne vale la pena, dedicati piuttosto al gancio, a quello. A me non me ne frega niente, io pubblico il post per come voglio pubblicarlo, perché so che ti devo raccontare quella determinata storia o ti devo spiegare quella parola. Poi se come lo faccio è superato, non è al passo coi tempi, pazienza. Lo so bene che se inquadrassi parlando potrei avere più visualizzazioni, più engagement, però Non ti interessa. non mi interessa. Assolutamente, Non mi anche perché comunque tu che entri sul feed di Instagram, praticamente magari leggi un contenuto, poi ne leggi un altro. Sì. Giacomo, volevo farti un'altra domanda che mi è venuta così spontanea in questo momento parlando, che non c'entra affatto niente con i social, no? Come percepisci il cambiamento del siciliano in questi anni e come vedi il siciliano fra 10 anni? Allora,
Un po' abbiamo già risposto cioè ho già risposto a questa domanda Mhm. anticipando prima quando dicevo che noto che c'è una presa di consapevolezza maggiore Sì. sull'importanza di portare Sì. avanti la lingua. Più che altro perché ci siamo accorti, forse finalmente, che se non la portiamo avanti noi come generazione è finita. Cioè muoiono tutte le nostre nonne, i nostri nonni, Mhm, muore quella mhm. generazione, muore il siciliano. Noi abbiamo questa responsabilità di fare da tramite. E io cerco di portarlo dal punto di vista, cioè io cerco di rendere il siciliano pop, Mhm. Ok. e quindi popolare, è Sì. una cosa che deve essere, cioè deve essere figo Mhm, parlare il mhm. siciliano, non deve più essere stigmatizzato, non deve esserci più la vergogna a parlarlo, anzi, spero che sempre più ragazzini Certo. imparino a usare determinati, sempre con rispetto, con garbo, senza essere maleducati, perché anche la lingua siciliana ha al suo interno delle cose che secondo me sarebbe meglio prendere una spugna e cancellare Certo. tutto. Mhm. Per l'8 marzo ho fatto un post su tutti quei proverbi retrogradi che vedono sempre la donna magari come un oggetto o che la Mhm. scherniscono, tutti i proverbi che sono figli della cultura di quel tempo, che per me cioè, possiamo anche farne a meno, non serve portare in salvo tutto. Come quando fai Assolutamente, quando fai assolutamente. l'arca e ci metti un animale di ogni specie, Certo. quello che non ti serve lo lasci annegare sott'acqua. Mhm. Il proverbio per me, la meglio parola è chi da con si dice, ma assolutamente no, cioè io l'ho sempre, no, mi sono rifiutato per anni di pubblicarlo. Quando tu all'ennesimo, questo proverbio non lo pubblichi il manga, mi sono detto, ok, ora lo pubblico, ma ci ho messo una X rossa sul nun. La meglio parola è chi da con si dice, ci ho messo una X rossa perché io ci vedo dentro qualcosa che Mhm. è figlio di una cultura omertosa. Mhm. È Ok. vero che la sfumatura di significato ti porta a dire che spesso poche parole sono meglio di discorsi enormi e che stando in silenzio puoi dire molte più cose di parlando. Però è innegabile che nella meglio parola che da si dici ci sia dentro qualcosa del tipo se non Certo. dici quella parola è meglio, stati zitto e non Sì, sì, parlare. sì, 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 Quindi sì, tutti chiarissimo. questi proverbi che derivano da una cultura che è esistita, che ha fatto parte della Sicilia, però io non ne sento bisogno di valorizzarli e quindi non li porto avanti. Mhm. O se li porto avanti lo faccio con la critica. Certo. Quindi il proverbio tipo a femmina canna calanca, lo conosci Ah. questo? Su Sì. ne Sì. buttana picca ci manca. Per me non ha ragione di esistere. Se lo pubblico lo faccio con la critica del Sì. tipo Moderno. cerchiamo di superarlo. Assolutamente. Sono Quindi d'accordo. spero che ci sia sempre più consapevolezza e che sempre più ragazzi scelgano di parlare il siciliano anche in maniera spontanea, infilandolo dentro una conversazione come è successo a noi, che io Mhm. ogni tanto ci infilavo dentro Sì. il siciliano ma senza vergogna, senza nascondersi e anzi con la consapevolezza che è importante perché si parla spesso di patrimonio, qua esce fuori lo Sì. studente di beni culturali che è me, per il patrimonio culturale noi spesso pensiamo che sia i templi di Seinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, ma esiste qualcosa che è il patrimonio culturale immateriale, Sì. che sono appunto il modo di intrecciare le palme per fare i cestini, la tecnica di coltivazione dell'alberello, non so, Sì. del passito, di quell'uva. Mhm. Sono tutte cose che non sono tangibili, sono Delle usanze e delle tecniche, tradizioni. delle tradizioni. La lingua fa parte di questa sfera, è patrimonio culturale immateriale che deve essere portato avanti, valorizzato, tutelato, usato e non dimenticato. Questo Che assolutamente. risposta ampia e bella. Hai risposto perfettamente alla mia No, domanda. bellissimo, veramente. Ma Giacomo, io volevo farti anche un'altra domanda. Nel senso, Sicilian Says, ovviamente ad oggi penso è gestito come un lavoro perché comunque cioè, si vede che c'è tanto, tanto dietro. Pubblicare, programmare, Sì, creare, dunque è un lavorone. Poi, come dici tu, avevi le newsletter, non è sì, solo quello che vediamo su Instagram. certo. Proprio a livello lavorativo, tu cioè, come lo gestisci? Cioè,
non solo, anche i progetti futuri di Sicilian Says, se c'è qualcosina che hai in programma. Io lo gestisco in maniera semplice, dedico un paio d'ore al giorno, non di più, alla ricerca, magari alla possibilità di ripescare vecchi contenuti. Perché ora per esempio sto portando avanti un discorso di riutilizzo di contenuti che non vengono pubblicati da tanto tempo. E l'ultimo che ho pubblicato, tipo Chi piscichetta lo mare, è un post vecchissimo che non pubblicavo più e che ora sto riprendendo, perché anche lì bisogna riciclare, Sì. ricreare, partire da cose che ho già pubblicato, magari ci cambio Certo. l'esempio, cambio forma. E quindi io un paio d'ore lo dedico a questo. Poi c'è anche la parte dello shop, per cui quando arriva Sì. un ordine, C'è l'e-commerce. giù al piano di sotto c'è il magazzino, c'è un armadio con dentro tutto, quindi io gestisco tutto l'ordine, preparo e poi aspetto che il corriere venga a casa oppure lo porto al punto di ritiro. Quindi il lavoro è anche questo: preparare materialmente il pacchettino, la Certo. lettera di la lettera di vettura per la spedizione. Quindi anche quello solitamente un'oretta e mezzo. E i progetti futuri al momento non c'è nulla, Mhm. se non un aggiornamento del sito. Cioè sto facendo fare il sito nuovo Ok. per avere una veste diversa, un po' più al passo coi tempi. Il sito è stato fatto nel 2021, quindi ovviamente Certo. c'erano determinati layout. Ormai comunque è stato... Certo. Adesso è superato, quindi sto cercando di fare il sito Sì. nuovo. Sto lavorando a 2 nuovi prodotti, perché anche lì la gente sugli e-commerce vuole sempre vedere cose nuove. Sì. Poi si stanca di vedere sempre le stesse cose, ma non è facile Certo. avere sempre inserire prodotti. Nuove cose. Quindi ora sto cercando di farne 2, che per l'estate saranno molto, molto utili, spero apprezzati. E poi per il resto, come progetto non c'è null'altro, anche perché Mantenere- fare un sito nuovo è abbastanza impegnativo, perché c'è da fare di nuovo tutte Certo. le foto, tutti i testi, Certo. e chi li fa? Io. Certo, è normale. Comunque, veramente, quello che all'apparenza sembra facile, poi in realtà non lo è mai. Cioè, No. questo No, è non lo è, però è anche divertente e stimolante. certo, per te comunque che hai avuto una tua esperienza in passato e che ora realmente cioè, lo fai con passione, Sì, quello sì, che sì, sì, fai. sì, assolutamente. Assolutamente sì. Guarda, insomma, Giacomo, cioè, è stato veramente un piacere farci questa Piacere. nostra chiacchierata. Piacere è stato mio. Perché comunque quello che crediamo noi nella nostra divulgazione è di poter dar spunto magari a nuove generazioni che come te hanno fatto, faranno o non vogliono fare esperienza all'estero, esperienza fuori regione e magari vogliono crearsi un loro progetto. E questo Crescere è in Sicilia. questo è un esempio, diciamo, palese di un progetto creato dal nulla, possiamo dirlo, creato dal nulla e che oggi ha delle fondamenta solide, Sì. una sua Sì, realtà certo. costruita appunto qui in Sicilia. Promuovendo la Eh, cultura siciliana. Esatto. Grazie Sì. Giacomo, c'è veramente Grazie a bellissima voi. questa chiacchierata. Grazie mille, Giacomo. Grazie. Timon si è addormentato. Messo a dormire, Si è tranquillo. addormentato, Sì, sì, visto? sì, Siamo stati noiosi, Timon. No. È offeso. Vieni. Vieni. Saluta i nostri No, è amici messo di che Hot Dogs. dorme però è sulla sedia, tranquillo. Va bene, Giacomo, grazie Grazie, mille. grazie È a stato voi, un ragazzi. piacere. Grazie, Giacomo.